adesso è il turno di Giorgio Giacometto, che ci parlerà, siamo sempre più o meno in argomento, dell'anificio di Follina durante la guerra dei 7 anni 1756-1763. Sarò breve e parlerò di un segmento, di un breve periodo della fabbrica più antica, più longeva, ancora esistente, ancora operante delle Prealpi, che è l'anificio di Follina. E il segmento è, diciamo, l'ho ricostruito questo breve episodio attraverso una serie di decreti del Senato, decreti che in questa occasione, durante la guerra dei 7 anni, vengono emessi per Follina, vengono emessi ogni 2 mesi un decreto. I decreti li consegno agli atti, ne faccio un breve riassunto e per essere preciso leggerò. Da quando l'Europa e le Americhe erano entrate nella guerra detta dei 7 anni, l'anificio di Follina andava ottenendo grandi successi nelle esportazioni dei suoi prodotti, collocando ogni anno nei mercati del Mediterraneo orientale, dell'Egeo e della Siria e dell'Egitto, nel Mediterraneo orientale, migliaia e migliaia di pezze. Era la fabbrica più grossa dello Stato Veneto, l'anificio di Follina, durante il periodo della guerra dei 7 anni. Questo successo era dovuto agli incentivi che la Repubblica Veneta gli riservava, dava dei privilegi. L'erario pubblico, infatti, gli riconosceva 2 ducati e mezzo, cioè 20 lire, per ogni pezza che veniva collocata nei porti, nelle piazze del Mediterraneo orientale. Ogni pezza doveva essere documentata, la consegna di ogni pezza doveva essere documentata con madre e figlia di consegna e di riscontri. Con queste prove, con queste pezze, i titolari dell'anificio avevano il rimborso per ogni pezza di 20 lire. E chi si era, diciamo, organizzato in questa tecnica burocratica era Giovanni Giorgio Stahl, che era un tedesco, un altoatesino, un tedesco che era un pronipote, tra virgolette, di quel Tron che avete visto, il Berlusconi del tempo, Tron qui. E Stahl si era staccato da Tron nelle sue attività di schino. Il rimborso, riprendo, il rimborso delle 20 lire, al rimborso delle 20 lire si aggiungevano altre agevolazioni per l'anificio di Follina, come l'esenzione da certi dazi negli acquisti della lana, l'eliminazione della concorrenza delle fabbriche analoghe di un determinato raggio. Non potevano sorgere anifici analoghi attorno a Follina di un certo raggio di miglia, e il personale non poteva abbandonare Stahl e passare alla concorrenza. Naturalmente Stahl, da buon tedesco, si valeva molto di questi privilegi, e queste agevolazioni erano quelle che l'avevano convinto. Il Senato Veneto aveva stabilito che le agevolazioni, come dicevo, avessero una durata decennale per controllare che effettivamente Stahl rispettasse le condizioni per l'esportazione. Era una ditta destinata al consumo esterno. Quando nel 1758
negli atti troverete la sequenza, io le cito in punti di vertice. Quando nel 1758 si avvicinò alla scadenza di questa prima concessione, Stahl presentò al Senato, tramite i 5 saldi alla mercanzia, presentò una situazione completamente diversa da come era qualche anno prima, e cioè era nel fallimento, nel disastro. I suoi prodotti, le sue pezze, che erano le londrine seconde, tessute ad uso di Francia, cioè londrine, Londra, diciamo, una tecnica di tessitura inglese, seconde nella classifica merceologica, secondo l'uso di Francia, con macchine francesi importate da Tron in Italia, diciamo. Queste londrine seconde erano praticamente le stoffe di blue jeans per fare tende dai Tuareg, dal deserto, stoffe molto resistenti, e trovavano smercio appunto nella Turchia, nella Siria, nell'Egitto. Nel 1758, quando vengono a scadere le prime agevolazioni date a Tron, per cui era esploso come attività, la situazione era completamente diversa. Nella guerra, lasciamolo lì alle spalle, la guerra, una guerra mondiale, allora sì, era una guerra mondiale, c'erano tutte le nazioni, non si sa perché sia avvenuta, ma era guerra, e la Francia, in quei frangenti, proprio nella scadenza del decennale della concessione, prende all'Inghilterra, prende le Baleari e prende soprattutto il porto di Mahone, che è la base avanzata per le navi per andare nel Medio Oriente e per la Francia. Quindi la Francia ha un porto più vicino a Smirne, più vicino a Costantinopoli, più vicino ad Alessandria d'Egitto, più vicino ai cantoni africani, avendo il porto di Mahone. Stahl si trova spiazzato perché gli altri lo battono nei mercati e praticano dei prezzi inferiori ai suoi. Non bastano i rimborsi delle 20 lire perché deve dare credito, deve lasciare più ampio respiro ai suoi marocchini, ai suoi arabi che notoriamente non lo pagavano mai per tempo, e quindi deve dare maggior respiro e non ritorna a casa dei soldini, o se tornava a casa dei soldini doveva tornare a casa con sacchi di caffè che non sapeva cosa farne, caffè pessimo tra l'altro, e dice cosa ne faccio? Ed è tutto un altro problema questo, collegato, e doveva dare respiro, e i suoi agenti, le basi consolari di Smirne, di Salonicco, del Libano, altro, volevano una parte delle 20 lire, e quindi lui doveva spartire le 20 lire sue agli agenti che lo sistemavano, e quindi chiede agevolazioni superiori, allargate, chiede al Senato, allargatemi queste concessioni di 20 lire, o aumentatele, oppure datemi spazio di poter smerciare non solo in Medio Oriente, non solo nell'Egeo, non solo nei territori del Turco, ma anche nella Dalmazia, nell'Albania e nell'Italia, diciamo, dell'Adriatico. I savi della mercanzia sono un po', quando hanno avuto la richiesta di parere, sono un po' titubanti, dicono no, se vediamo massa scale, massa ampio respiro a questo tedesco, e gli altri cosa ci dicono, e quindi tergiversano. Il Senato non gli pare neanche vero di non avere tergiversa, e gli dice vabbè, ancora per 10 anni ti rinnoviamo le concessioni delle 20 lire, e gliele danno. Ottenuta la concessione, il rinnovo della concessione, pieno di pensieri lo stesso, Stahl muore. Lascia la Follina, lascia l'azienda di Follina all'altro socio, Faber, e altro tedesco, gliela lascia, e Faber continua l'attività come può, con le difficoltà della concorrenza francese. Però resta sempre dell'idea, caro Senato, caro Serenissimo Principe, io non lavoro più, mi ritiro.
ormai non ho più interesse. Si crea nell'area di Follina, ma tutta l'area delle Prealpi, si crea un movimento sociale, diciamo, di protesta, perché Faber vuole ritirarsi. Tutti i parroci si esprimono, vanno da un notaio a Cisone di Valmarino, infila tutti i 30 parroci del luogo e ognuno fa una dichiarazione e dice: caro Senato, dà una mano a Faber, perché altrimenti lui se ne va via da Follina e circa 8.000 persone restano senza lavoro, tra uomini e donne, senza lavoro, non solo le 8.000 persone che ci lavorano, ma anche tutto l'indotto di attività con il lanificio di Follina. E allora gli danno ancora qualche altra agevolazione, però Faber non accetta. Lui dice: non vale la pena, io lascio tutto che si arrangino, vado via. In questo momento di titubanza e di movimento popolare, di veramente, possiamo dire, di scioperi, di blocco dell'azienda, come non è, si incendia la fabbrica. La fabbrica prende fuoco, un disastro, Follina va a fuoco. Interviene subito il forestale capitano di Treviso perché si fiuta che sia doloso l'incendio. Pare che non sia doloso, comunque viene presentato come un fatto accidentale e quindi il Senato si piega ancora una volta e gli aumenta qualcosa, non di tanto, per Faber, gli dà qualche altro aiuto. Faber non vuole continuare naturalmente l'attività, i piovani gli si arrangia, chi trova un altro, e i parroci ritornano a far pressione perché ogni paese crea una delegazione di rappresentanti degli operai di Follina, si portano e leggono i verbali della costituzione di questa rappresentanza sindacale e insistono. Il Senato si piega e gli dà un prestito a Faber, gli dà un prestito di 15.000 ducati perché rabberci in qualche modo ritorni a farla funzionare la fabbrica. 15.000 ducati ce li pagherai a 1.000 ducati all'anno, con la garanzia dell'ipoteca della fabbrica e con la garanzia che avanzi sempre, una volta che le hai documentato, le 20 lire per pezza. Vabbè, Faber, ma sì, dai, andiamo avanti. Va avanti, al primo anno che scade il mutuo, il prestito di 15.000 ducati, lui paga i 1.000 ducati annuali. Burocrazia, come al solito, i 5 savi delle mercanzie li trattengono, ricevono i 1.000 ducati, ma li trattengono anche le 20 lire, quelle che per pezza, le 20 lire, quelle che a lui spettavano. No, dice, scusa, il contratto era 1.000 ducati ogni anno. Le 20 lire io le prendo in base a un'altra concessione, che era quella quando io vi documento che ho consegnato ai consoli dei vari porti, ho consegnato la merce, io le devo avere le 20, no, vanno a scalare del prestito dei 15.000 ducati. Ancora una volta, nell'ennesima seduta del Senato, gli dicono sì, tu hai ragione, e paga solo 1.000 ducati all'anno, le 20 lire te le incassi quando le documenterai, e te le diamo solo queste agevolazioni, caro Faber, te le diamo solo perché sei la fabbrica numero 1 dello Stato nel mantenere la miseria della popolazione. Grazie.